Come non suonare il sax? No. Il sassofono è uno strumento ad aria. L'aria va dosata utilizzando il diaframma e quindi iniettando un flusso di aria equilibrato e soprattutto costante. Si può aumentare un po' il flusso d'aria per fare delle note un po' più importanti o ridurlo per fare delle note leggere leggere. Possiamo dare dei piccoli effetti, tipo il bending come per la chitarra, cioè un'oscillazione dell'intonazione della nota. Possiamo dare quell'effetto graffiato che creiamo con la gola. Ok? Sempre dosando il flusso di aria, perché altrimenti viene tutto storpiato. E se in più ci aggiungiamo gli effetti come del riverbero o del delay dai mixer, viene fuori un disastro. E poi mettiamoci un po' di amore, anche se le canzoni sono dance, come in questo esempio, Jubel. E se ti piacciono contenuti come questo, clicca il segui anche negli altri social. Musica!